Gloria Trevisan e Marco Gottardi, due giovani veneti, due ragazzi bravissimi a scuola e all'università, due giovani che avevano iniziato un loro percorso di vita affrontando difficoltà e luoghi nuovi e sconosciuti, però con grande entusiasmo e con grande determinazione. Purtroppo, appunto, venuti a mancare in un tragico incidente, in un tragico incendio a Londra. Come Regione Veneto, come Consiglio regionale abbiamo inteso ricordare la figura di questi due giovani ragazzi con una borsa di studio che serve a formare, a arricchire il percorso appunto universitario e di studi di giovani veneti nei confronti, nel nostro caso, della pubblica amministrazione. E ritenevamo appunto che fosse il caso di ricordare due bravi ragazzi veneti dando opportunità ad altrettanti giovani che appunto attraverso il Consiglio regionale possono completare il loro percorso formativo. Quindi un modo diverso per ricordare e onorare la memoria di due giovani che meritavano tanto. Gloria e Marco sono un messaggio di speranza per tutti i giovani veneti. Loro rappresentano un po' la storia di tanti nostri coetanei, ragazzi che dopo il corso di laurea decidono di andare all'estero per intraprendere una nuova esperienza e poi per ritornare in Veneto e mettere in campo la loro professionalità. Quindi li si vuole ricordare con una borsa di studio importante, la prima borsa di studio all'interno del Consiglio regionale, che servirà sicuramente a migliorare la pubblica amministrazione, ma per lanciare un messaggio alle nuove generazioni che il Veneto ha bisogno di giovani e sui giovani noi puntiamo. Questa borsa celebra la memoria dei due ragazzi, ma vuole essere un messaggio positivo, il messaggio dello spirito che ha mosso questi due ragazzi, che hanno con forza e con grande capacità raggiunto la laurea, e dalla laurea hanno proseguito il loro percorso investendo sul loro futuro e scommettendoci. È quello che noi vogliamo che tutti i ragazzi facciano, li assistiamo, facciamo il meglio perché loro possano raggiungere i loro sogni e formarsi attraverso i percorsi che ritengono più confacenti a se stessi. La borsa è il segno di una collaborazione tra l'Università Ca' Foscari e la Regione che ha un passato importante e un presente altrettanto importante e un futuro che vogliamo continuare a sviluppare.